Benvenuti amici nella terra dei nuraghes. Voi che ci seguite su Catalan TV al canale 15 e sulla pagina Facebook della testata giornalistica La Gazzetta Sarda, questo è un nuovo viaggio per voi e anche per noi che abbiamo la possibilità, soprattutto per me, di godere di queste meraviglie architettoniche e naturali, storiche, umane della nostra isola di Sardegna. Oggi mi trovo alla necropoli di Museddu a Cheremuli e Cheremule è un luogo di cultura proprio perché conserva una manifestazione dell'architettura prenuragica e poi anche riutilizzata, come vedremo anche in epoca romana, di un ambiente e un ambito funerario. Per cui oggi dedicheremo questo aspetto ancora una volta a una condizione, diciamo così, religiosa, spirituale, ma riflessa ad un'architettura che è diventata da pochissimo patrimonio dell'umanità UNESCO e per cui tutte le Domuldesianas, o perlomeno molte delle Domuldesianas, o comunque le Domuldesianas in generale, sono diventate patrimonio immateriale dell'umanità. Un patrimonio che ci riguarda anche a noi di Gazzetta Sarda perché ce ne siamo anche occupati e anche con Catalan TV, ma soprattutto dal mio punto di vista proprio perché è da tantissimo tempo che frequento questi luoghi, viaggio da più di 20 anni per comprendere un po' di più quello che è il passato, la nostra storia, la nostra identità mediterranea, sarda, italiana e allora adesso cercherò di raccontarvi questo luogo. Restate qui con me e venite a camminare tra queste rocce che parlano ancora di una memoria e di un'identità che non scomparirà mai se con il nostro intendimento di cuore, di anima e di mente lo faremo possibile. Andiamo. E allora iniziamo il nostro cammino, il nostro percorso con questa visuale che ci permette di comprendere esattamente che cosa abbiamo di fronte e questo è solo un breve cenno visivo di quello che vedremo. Si tratta di un notevolissimo, davvero notevolissimo, insomma dal punto di vista appunto dell'interesse, di un affieramento calcareo, quello di Musiddu, dove sono state scavate 18 Domuldesianas, tutte visitabili. Quindi questo è, insomma, questa è una concentrazione di tombe con i loro portelli d'ingresso, insomma, scavati sul fianco calcareo, che creano appunto un piccolo alveare di tombe. Sembra quasi vedere l'opera degli operai stessi prenuragici, quindi neolitici, insomma, di aver voluto appunto lasciare la loro impronta per coloro che hanno assaporato la dipartita terrena verso il mondo dell'oltretomba in quel periodo. Questa è molto interessante tutto, poi vedremo in particolare anche insomma la tomba 16 detta Sabresone. Qui insomma proprio perché insomma c'è un focolare in rilievo e anche delle pareti scandite da alcune fasce rilevate e noi vediamo che scavare il calcare è certamente più facile rispetto a quello che è un altro tipo di roccia, magari come può essere la trachite, e ne vedremo certamente nel nostro percorso qui della terra dei nuraghes. In epoca romana il luogo qui è stato riutilizzato per lavori agricoli, insomma, nella zona, realizzando anche una serie, o perlomeno un grande impianto di vinificazione di circa 40 impianti, se non ricordo male, e nel Medioevo tornò anche al suo utilizzo originario perché vedremo nella parte superiore appunto di questo grande insieme calcareo, di questo banco calcareo, vedremo appunto delle tracce di sepoltura di quel periodo appunto medievale con almeno
5 tombe realmente visibili su questo banco calcareo. Adesso percorreremo il luogo, il bancone insomma ancora calcareo, e andremo a vederlo prima nella sua parte diciamo così di base, e cercheremo anche di fare qualche piccola inquadratura dentro qualche sepoltura, e poi saliremo sul banco calcareo ovviamente, e poi andremo anche a vedere quella tomba appunto che vi dicevo prima. È anche una scena diciamo così scolpita sulla roccia particolare, ma non vi dico niente, andremo a vederla. Anzitutto l'aria, come vedete, è davvero molto interessante, molto bella. Qui incidono anche delle piante che danno un tocco di natura, se così vogliamo, al luogo. Siamo a pochi chilometri dal paese di Cheremule, un paese che vi invito a visitare, a vedere, perché è anche un luogo di cultura e di tradizioni popolari. C'è anche un'interessante chiesa, quella di San Michele Arcangelo, di San Gabriele Arcangelo, perdonate, che ha al suo interno delle interessanti tracce di arte sacra religiosa cattolica. Adesso saliamo, vedete il luogo è fruibilissimo, è pulito, e per cui avete la possibilità di visitarlo e di goderne appieno. Facciamo un altro giro qui e vediamo che cosa ci aspetta. I colori di questa giornata meravigliosa ci aiutano a vedere anche all'interno, e vediamo nelle domus che cosa c'è in questa. Vediamo un'inquadratura. Abbiamo già visto anche in questa stagione della terra dei Nurages l'aspetto ipogeico poi rifunzionalizzato nella tomba a prospetto architettonico di Sas Puntas, per cui avete già un'infarinatura di quello che è il luogo e la località relativa sia a Sas Puntas ma anche a questa, per farvi capire che cosa erano le domus. Questa ovviamente è scoperchiata, è stata aperta già in antico, ma vediamo, possiamo vedere anche le canalette di scolo, insomma delle acque, comunque magari anche di qualche rito, chissà quale religiosità a quel tempo veniva elaborata, e che è probabile, almeno questo è quello che credo io, che la religiosità del tempo fosse comunque qualcosa di particolarmente intricato, non facilmente leggibile dalle tracce, o non totalmente leggibile dalle tracce che ci hanno lasciato i nostri antenati. Vedete come la roccia qui viva, presente, riesce a farsi vedere, a dare la propria presenza nonostante la mano dell'uomo. Ecco una domus svettata, insomma scoperchiata dall'alto, e quindi ci rendiamo conto, siamo già un po' al di sopra del bancone rispetto alla nostra apertura di questa puntata, ma per farvi capire cosa si può trovare in questo luogo che vi invito a visitare, amici della terra dei Nurages. Guardate la bellezza del luogo e della campagna, una campagna viva, una campagna che offre tanto all'economia del luogo, e qui si trova un posto davvero interessante come quello che stiamo appunto vedendo di Museddu. Andiamo a vedere qualche altra sepoltura e poi andremo anche ancora più al di sopra del bancone di questo insieme calcareo. Ritorniamo un po' dove siamo venuti prima con qualche altra inquadratura. Guardate la roccia calcarea molto presente ovviamente in tutta questa zona, la ritroviamo anche nelle zone di Torralba, la ritroviamo anche verso la zona anche di Tiesi. Poi è ovvio che ci sono altre condizioni ambientali di differenti tipologie di rocce che affiorano, ma questa è tipica e la stiamo vedendo
Guardiamo adesso questo dettaglio, portello un po' particolare, guardate, di questa domus. Guardate. Chissà quanti corpi, quante persone sono state sepolte qui. Andiamo anche in questa. La zona è anche illuminata, per cui insomma si fanno anche degli eventi culturali molto interessanti, anche con canti, e quindi io ne ho anche seguito qualcuno, e quindi la zona si presta benissimo anche alla cultura di oggi. Guardate quanto interessante quel portello intagliato in quel modo. Guardate cosa facevano i nostri antenati per avere uno spezzone di eternità, di cielo, insomma di quel loro paradiso, se così possiamo dire per intenderci, come lo vedevano loro, quel mondo dell'aldilà, per averlo qui sempre a portata di mano. Per quanto riguarda le domus vi posso dire che esistono davvero tanti elementi, tanti esemplari architettonici davvero importanti, e molti anche con pitture all'interno. Cercheremo di farvene vedere qualcuno, cercherò di portarvi in qualcuno di questi, e anche simboli scolpiti sulla pietra, come per esempio spirali. Guardate quest'altra tomba. Sì, un agglomerato di lumache anche all'interno delle tombe. Davvero interessante. Guardate il bancone calcareo come si presenta, e noi continuiamo nel nostro percorso. E volevo farvi vedere anche questo ambiente, lo stesso molto particolare dalla zona, dove appunto sembra che anche qui vi sia stato un laboratorio appunto per la produzione del vino. Osserviamo i residui degli scavi fatti anticamente, ricordiamo in epoca romana, e per cui ci fa rendere ancora meglio l'idea di quell'uomo storico che si è ritrovato diverse migliaia di anni dopo la edificazione, la costruzione, la creazione di questa sepoltura neolitica, senza sapere magari esattamente quanto fosse antica, di quanti millenni lo separavano da questo luogo, e ne ha tratto un ambiente per celebrare il vino. Andiamo adesso ancora avanti. E continuando il nostro cammino, sempre accompagnati dalle voci della natura circostante, andiamo a vedere una tomba molto particolare, un insieme qui di roccia e memoria dell'uomo che ci riconducono a qualcosa che ricalca anche un po', se vogliamo, il mistero, benché comunque il lavoro degli archeologi è sempre stato prezioso e ha restituito molte informazioni su questo luogo. Eccolo qua. Innanzitutto vediamo una roccia davvero ampliata nel suo ingresso, se così possiamo chiamarlo, e ci permette di vedere quasi certamente quella che è o sembrerebbe quindi il riadattamento medievale per una sepoltura di quell'ambito, proprio perché è differente, lo vediamo nella sua disposizione appunto sulla roccia scavata, e questo sembra quasi una sorta di, ma forse un po' di acqua per fare qualche piccolo rito d'ingresso, per così dire. E qui vediamo delle scene particolari che cercherò di farvele vedere un po' più da vicino con la mia videocamera. Osserviamo, sono figure umane che sembra simulino una sorta di processione, così, forse di defunti, e ne affiorano qui diverse, davvero diverse figure, come possiamo vedere anche qua su. Ecco, questa è abbastanza visibile,
ma anche questa è decisamente visibile, amici, nella terra dei nurages. Vedete, anche qui altre tracce di questa raffigurazione davvero interessante, che non è tantissimo insomma visibile perché il sole non batte su questa roccia, ma comunque con la mia videocamera sono riuscito a darvene una forma ben precisa. È davvero un luogo particolare, quasi mistico, io direi, un luogo che ci fa tornare con un momento di meditazione a quei tempi così importanti, così difficili anche, dove la vita non era molto lunga per le persone, quindi l'aspettativa di essere proprio qui, magari nel loro modo di vivere, di pensare, non era certo. E allora con questi luoghi così particolari volevano avere la possibilità di rimanere in una traccia eterna, per così dire. Ovviamente adesso non entreremo troppo negli aspetti tecnici e specifici della spiritualità cristiana, anche cattolica, magari anche ortodossa del tempo, ma qui vediamo delle tracce davvero importanti. Proseguiamo la visita di questo spezzone importante del bancone di roccia e vediamo che si estende, probabilmente qui si vedono anche magari delle tracce di qualche taglio della pietra avvenuto in passato, forse potremmo anche scorgerlo da questi punti, vedete, dove pare vi sia stato un taglio della roccia. E allora credo che potremmo anche chiudere qui questa puntata, benché magari indubbiamente si potrebbe dire qualcosa di più, ma la chiudiamo in questo modo, per aver visitato un luogo ricco di storia, di religiosità antica e di ambiente in cui l'uomo ha voluto e ha saputo mettere la propria mano. E allora, cari amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, amici che mi seguite qui nella terra dei nurages, io vi saluto da questo luogo davvero fantastico, davvero bello, dove la voce della natura ci ha accompagnato, ci ha resi un po' più predisposti a quello che è il contesto da vivere, sebbene abbiamo mantenuto ovviamente una concentrazione tecnica per potervi dare questa puntata, ma il mio intendimento è stato anche quello di un innamorato della cultura, innamorato di questa terra, perché senza questo sentimento noi non saremmo nulla ed io non sarei che un semplice narratore senza un filo di animo che rimbomba, risuona nel cuore, risuona veramente anche nella mente, per potervelo dare in questa forma. E allora ad un prossimo viaggio nella terra dei nurages. Continuate a seguirmi, continuate a seguirci sempre su Catalan TV, al canale 15 del Digitale Terrestre, e sulla pagina Facebook della testata giornalistica Gazzetta Sarda. E allora ad una prossima puntata. Un saluto a tutti voi.